Ciao Enogastronomi, la scorsa puntata l'abbiamo fatta in Liguria. Oggi andiamo nell'estremo est del paese, in Friuli Venezia Giulia, nella DOC Colli Orientali del Friuli, in particolare a Cividale. Il vino di cui vi parlerò oggi mi piace molto per tre motivi. Uno, perché è espressione del terroir, infatti è un Pinot Nero, vitigno internazionale, in Friuli Venezia Giulia, e vediamo cosa ci dà questa commistione. Il secondo motivo è il rapporto qualità-prezzo veramente ottimo. Il terzo, e forse il principale, è che è fatto da una donna del vino, una grande donna del vino che porta la sua femminilità nell'azienda agricola che dirige. Parliamo innanzitutto della zona di produzione, i Colli Orientali del Friuli, la cui capitale è Cividale e Spessa di Cividale è il luogo dove viene prodotto questo ottimo Pinot Nero. Qui 35 milioni di anni fa c'era il mare, si sono depositati diversi sedimenti e quando il mare si è ritratto abbiamo mantenuto tanti fossili marini, marne, arenarie. Cosa vuol dire? Un terreno davvero minerale e la mineralità la sentiremo nel vino. Già gli antichi romani sapevano che qua si faceva dell'ottimo vino e nel 185, quando misero il loro primo insediamento, cominciarono a produrre il vino. Pare che già i Celti prima lo producessero, con viti importate dalla Turchia, ma parleremo di questo in maniera più approfondita quando tratteremo altri vini del Friuli e quando tratteremo anche della DOCG, che viene fatta solo col Picolit, un vitigno eccezionale che si usa per produrre vini dolci. Ma torniamo a Cividale del Friuli, torniamo a questa zona particolarmente evocata perché innanzitutto per il terreno, come abbiamo appena detto, ma anche per le condizioni climatiche. Alle nostre spalle abbiamo le Alpi Giulie che ci riparano dai venti freddi che vengono dai Balcani e di fronte il mare Adriatico, una grande risorsa perché è mitigatore del clima e per le sue brezze che asciugano il vitigno e vengono fuori dei vini fantastici. Il Pinot Nero, dicevamo, cresce benissimo in queste zone perché ha bisogno di climi freddi e ventilati. È un vitigno molto delicato, è difficilissimo coltivarlo, tant'è vero che, come dicevamo, sono molto bravi praticamente solo in Borgogna. Poi è aumentata la produzione e sono diventati bravi anche in Italia, però insomma è un vitigno molto delicato, chiamato così Pinot perché ha la forma di pigna. Ed eccola finalmente la bottiglia che andremo a degustare. Pinot Nero 2016, annata particolarmente favorevole per la viticoltura in Italia insieme al 2015, dell'azienda Zorzettig, retta oggi da Annalisa Zorzettig, la figlia del capostipite che da molti anni la dirige e da quando la dirige ha portato la femminilità in questa azienda. Come? È madre come madre natura che rispetta.
ha ripristinato i vecchi corsi d'acqua, ha messo delle arnie, ha ripiantato l'ulivo che in Friuli Venezia Giulia non si vedeva da moltissimi anni e vi consiglio di provare l'olio, e anche altri alberi da frutto. Altra nota femminile. Questo pino nero fa parte di un progetto, di un contratto di rete, cioè dell'unione virtuosa di diversi imprenditori che hanno pensato di coltivare il pino nero in Friuli per dare quel tocco di terroir in più a questo grande vitigno. E quindi collaborazione, cooperazione grazie ad Annalisa, per cui gli imprenditori rimangono competitivi, ma ognuno porta la sua esperienza e il suo know-how per fare un grande prodotto. E ora degustiamolo, visto che ne abbiamo parlato tanto. L'ho fatto un po' ossigenare, allora va sempre fatto ossigenare il vino, per sentirne i difetti no, perché le parti molto volatili che sono tipiche dei difetti, se noi ossigeniamo il vino vanno via e quindi il difetto non lo sentiamo più. Però va fatto ossigenare per aprirne i profumi. È vero, non è una bottiglia del 2010, però il 2016, poverino, è già qualche tempo che è in bottiglia. E al naso sentiamo subito gradevolissimi i piccoli frutti rossi, soprattutto il cassis, un pochino di mora, il mirtillo, quindi una parte dolce che è subito smorzata, quindi non è stucchevole, perché abbiamo la parte minerale. Si sente chiaramente il profumo di pietra bagnata, è proprio la mineralità del terreno che entra nel vino, la nota balsamica anche, delle erbe aromatiche che sono senz'altro intorno al vigneto e anche una punta di salmastro secondo me. Vediamolo in bocca, quindi al naso possiamo dire che senz'altro è un vino complesso. In bocca è di leggero corpo, è rotondo ed è molto succoso. Ha una grande acidità che ci fa salivare tanto anche dopo aver deglutito, e ora mentre vi sto parlando mi continuano a tornare al naso gli aromi che ho sentito al naso in precedenza con la prima olfazione, quindi la frutta, la balsamicità e la parte minerale. Sento sulla lingua e sulle labbra una certa sapidità, quindi senz'altro è un vino sapido, quindi un vino dai profumi complessi, dalla persistenza lunga, succoso e beverino come piace a me perché è un vino elegante, fresco vivo e sapido. Il tannino è giusto sia come quantità che come qualità, si può ancora un pochino ingentilire, ma direi che è già perfettamente bevibile. Complimenti a Annalisa Zorzetti. Ora vi saluto. Ciao enogastronomi, mi raccomando, degustate con moderazione e rispettate la natura, come fa Annalisa.